Gli Evo hanno inizio nel 1988 per missio del viceprovinciale Rocca Gerolamo nella casa di esercizi spirituali di Bassano del Grappa e per iniziativa di padre Lino Tieppo, membro della comunità religiosa e dell'opera dal 1987. I primi 3 gruppi Evo nacquero a Trieste, Bassano e Noale, sotto la guida diretta di padre Lino Tieppo. Alcuni laici che vi parteciparono furono invitati nel 1990 ad un corso sul discernimento e sull'accompagnamento spirituale, al termine del quale accettarono, non senza timori e resistenze, la chiamata del Signore ad impegnarsi nel servizio di guide, dando a loro volta gli Evo ad altre persone. Si trattava di un'esperienza nuova in Italia. I laici entravano in un campo di servizio che da sempre era considerato prerogativa esclusiva di sacerdoti e religiosi e religiose: l'accompagnamento spirituale. Inizialmente vi furono parecchie titubanze e dubbi da varie parti, ma il moltiplicarsi delle guide, il consolidarsi della loro esperienza e i frutti positivi che si manifestavano in coloro che percorrevano questa strada confermarono la validità della scelta fatta dall'iniziatore, anticipando per certi versi le istanze di cooperazione e corresponsabilità tra laici e gesuiti, secondo il 13° decreto della 34ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù. Gli Evo si diffusero a partire dal nord-est dell'Italia, fino a toccare molte altre regioni dove tuttora vengono proposti. Ben presto vennero intesi come una nuova emanazione dell'opera della Compagnia di Gesù, quindi incoraggiati a voce e per iscritto dai provinciali e dai viceprovinciali, che si susseguirono fino da allora.
17 maggio 2008, dopo un congruo percorso di discernimento e di riflessione, le guide si sono costituite in associazione, la GEVO. Con questa scelta hanno inteso confermare l'impegno e cooperare con la Compagnia di Gesù, della quale condividono gli ideali apostolici nel campo degli esercizi spirituali, e intendono dare supporto alle attività e alla formazione delle guide nella fedeltà alla pedagogia e al metodo ignaziano e alla comune missione apostolica in spirito di collaborazione e corresponsabilità. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. In questi 25 anni di attività come guide abbiamo potuto vedere e comprendere come il dono degli esercizi ignaziani si sia diffuso sempre più, determinando una crescita continua degli esercizi secondo questa modalità. Ciò è potuto concretizzarsi grazie alla stretta collaborazione con la Compagnia di Gesù, in particolare di Padre Lino Tieppo, il fondatore, di Padre Salvatore Nipitella, attuale rappresentante della Compagnia, e negli ultimi anni di Padre Pino Piva, attuale delegato nazionale per gli esercizi spirituali. Unitamente alla testimonianza delle guide, laici, laiche, sacerdoti religiosi e religiose, che dopo aver fatto esperienza personale di llievo ed aver conseguentemente incontrato Cristo nella propria vita, si sono preparate a loro volta con corsi specifici e con una formazione continua. È cresciuto il numero delle località in cui si tengono i gruppi Evo
passando dai 3 gruppi del 1988 ai 38 del 2008 e continuano a diffondersi sempre più. Il fattore che ha determinato maggiormente l'espansione degli Evo è la testimonianza da parte di chi li ha vissuti della varietà e della bellezza dei frutti spirituali e umani che l'esperienza ha suscitato in loro. Questo tramandarsi di bocca in bocca, basato sulla fiducia e sull'amicizia, è stato il miglior modo di diffondere l'interesse e la conoscenza per gli Evo. Never
Che il Signore ci benedica, ci conservi e ci dia la giovinezza interiore per rinnovarci come discepoli e come Suoi collaboratori. Come terra deserta, dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, a sete solo di te, l'anima mia come terra deserta, non mi fermerò. Solo istante, sempre canterò la tua lode, perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all'ombra delle tue ali.